Per ottenere il contributo regionale sui testi scolastici, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione ISE, un certificato sul possesso di immobili o redditi all'estero dal paese di provenienza. Opposizione all'attacco, questo è un nuovo caso Lodi. Nonostante l'arresto del sospettato tunisino, prosegue il raid dei malviventi a Padova, nuova spaccata ai danni di un bar vicino al Duomo, il colpo numero 38. Grave incidente di caccia nel Trevigiano, 58enne centrato all'occhio da un pallino mentre passeggiava senza che il cacciatore che ha esploso il colpo si fermasse a soccorrerlo. Casa Pedemontana, dopo le polemiche innescate dal ministro Toninelli e dal Movimento 5 Stelle, il commissario regionale dell'Opera chiarisce: non vede al momento possibilità di stop ai lavori, l'avallo del ministero non serve. Domani mattina l'addio ad Alessandro Lillo Battistin, l'ex leggendario campione di rugby padovano morto sabato dopo aver lottato contro la SLA. Viaggio nella memoria della Grande Guerra, siamo andati agli alpini di Pederobba per vedere un rarissimo elmetto del conflitto, l'alta quota. Sport, basket, doppia vittoria in trasferta per Air Venezia e De Longhi Treviso, i lagunari piegano Pistoia e i trevigiani la neopromossa Piacenza. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati, buon inizio di settimana. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano la polemica che si è accesa in merito al contributo regionale sull'acquisto dei testi scolastici. Per ottenerlo i cittadini non comunitari devono infatti presentare, peraltro entro oggi, oltre alla certificazione ISE, un certificato del possesso di immobili o redditi all'estero dal paese di provenienza. Ed è una interrogazione, un attacco dell'opposizione che innesca la polemica e che fa riecheggiare il caso di Lodi. In questo caso era la questione del contributo sulla mensa. Dice l'opposizione, per molti di questi cittadini extracomunitari, immigrati, spesso anche migranti, è impossibile ottenere quei documenti e ne nasce quindi, dice l'opposizione, una discriminazione. Allora, per capire cosa sta accadendo e le evoluzioni di questa polemica ci colleghiamo con Ilaria Marchiori, che allora ci fa il punto della situazione. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto dei testi scolastici nella nostra regione, i cittadini non comunitari devono presentare entro le 12 di oggi, oltre alla certificazione ISEE, un certificato sul possesso di immobili o comunque percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del paese di provenienza. Questo è quanto si legge nelle istruzioni per il richiedente che sono state rilasciate a settembre sul sito internet della regione. La norma però non è presente né nella delibera di giunta né nel bando per la concessione dei contributi, dunque solamente nelle istruzioni per il richiedente. A renderlo noto in un'interrogazione proprio alla giunta regionale è stato il gruppo del Partito Democratico che chiede una proroga per il termine di presentazione delle domande che appunto è stata fissata per le 12 di oggi. La Giunta, si legge nell'interrogazione che ha come primi firmatari i consiglieri Francesca Zottis e Claudio Sinigaglia, faccia chiarezza sui contributi per il buono libri. La documentazione richiesta ai cittadini non comunitari sta provocando ritardi e disagi. La certificazione richiesta ai cittadini extra Unione Europea è un passaggio obbligatorio, continuano, che compare solo nelle istruzioni delle procedure web per la validazione delle domande alla Regione. Tuttavia la documentazione non serve in presenza di un'apposita convenzione tra l'Italia e lo Stato di provenienza, bastano delle semplici dichiarazioni sostitutive. Ricordiamo che nei giorni scorsi c'è stato un caso simile che però riguardava i buoni della mensa scolastica a Lodi, dunque non ci resta che attendere di capire se sarà prorogata o meno, come hanno chiesto i consiglieri del Partito Democratico. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Noi passiamo a un'altra polemica, una polemica che invece riguarda la sicurezza e ormai lo sapete bene, quella di Padova. Chi si illudeva che l'arresto del principale sospettato di almeno 4 o 5 delle spaccate che hanno tormentato i commercianti di Padova, questo arresto servisse a far finire l'incubo, si sbagliava evidentemente, perché c'è stato nel weekend un'altra spaccata e quindi ripiomba l'incubo per i commercianti.
L'incubo non è finito e nonostante l'arresto del tunisino sospettato di aver compiuto numerose spaccate in città, nelle ultime ore si è registrato il colpo numero 38, preso di mira a un bar di via Vescovado dietro il Duomo e a 2 passi dal Palazzo della Curia. Bottino misero, 200 euro, ma come al solito porta forzata con un piede di porco e danni all'ingresso del locale. A dare l'allarme dal titolare che si era recata al lavoro nonostante il giorno festivo. I carabinieri sul posto hanno avviato le indagini, recuperando materiale che potrebbe essere utile per identificare il responsabile e naturalmente ora passeranno a controllare le immagini di videosorveglianza della zona alla ricerca di indizi utili. D'altronde, che non fosse solo il tunisino fermato 3 giorni fa, sospettato di aver compiuto tutte le spaccate, era già stato anticipato dalle forze dell'ordine, che ora hanno almeno altri 6 sospettati nel mirino. Intanto la Confesercenti annuncia lo stanziamento di un fondo a favore dei negozianti che decidano di installare sistemi di sicurezza passivi di ultima generazione. Si tratta di una cifra a fondo perduto, 2.000 euro per ogni intervento e un finanziamento agevolato fino a 10.000 euro. Il progetto si chiama Negozi Sicuri. Intanto però la polemica sconfina la questione della mera cronaca. La presenza infatti dell'uomo arrestato dalla polizia, il tunisino, in un alloggio Ater ha fatto scoppiare negli ultimi giorni la polemica politica e stasera è in programma un consiglio comunale e l'opposizione potrebbe accendere la discussione, anche se il sindaco ha già risposto che la situazione è ben presente a Palazzo Moroni. Il tunisino arrestato dalla polizia per alcune delle recenti spaccate a Padova rimane in carcere, ma in città l'allarme e le polemiche non sono passate. La paura di altri colpi è rimasta in molti commercianti, convinti, come hanno detto ai nostri microfoni, che altri soggetti responsabili dell'ondata di criminalità che ha travolto Padova siano ancora a piede libero. Le forze dell'ordine continuano le indagini e il pattugliamento del territorio. Il DNA di 7 sospettati è stato spedito dai carabinieri a Risti Parma per un confronto con le tracce trovate sulle scene del crimine. Un 35enne algerino che aveva estratto un coltello di 20 centimetri in un bar del Portello è stato fermato dalle forze dell'ordine, episodi che mantengono alta quella sensazione di insicurezza che si respira in città. E alta rimane anche la polemica dopo l'arresto di Amor Bentork, la cui presenza in un alloggio Ater fa discutere. Che qualcosa non andasse in quell'appartamento era stato segnalato mesi fa, precedentemente quindi a quell'escalation di assalti a bar e negozi di Padova che ha tenuto la città sotto scacco per 2 mesi. Questa segnalazione richiedeva al Comune di fare immediatamente un controllo in questo alloggio perché c'era qualcosa che non andava. La non stabile occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnataria, una morosità che si perpetrava da mesi e l'occupazione senza titolo dell'alloggio. L'assessore oggi dichiara che verranno fatte le verifiche opportune, però ci sembra un po' tardi rispetto alla segnalazione. La polemica a questo punto diventa anche politica. Dall'opposizione si chiede una presa di responsabilità. Abbiamo un sindaco che ha la delega alle politiche abitative, un assessore al sociale, di 2 non ne fanno 1, questo è il tema, quindi quello che chiediamo noi è chiarezza, se il sindaco non è in grado di tenere questa delega la dia al proprio assessore di competenza. E adesso un'altra polemica, la polemica sulla Pedemontana, scoppiata giorni fa quando il ministro pentastellato delle infrastrutture Toninelli è tornato sulla vicenda dicendo che non c'è stato nessun avallo ufficiale all'opera, nessun semaforo verde. Come sapete la Lega è insorta, ma è sceso in campo anche il mondo dell'imprenditoria dicendo che quest'opera serve e il Movimento 5 Stelle non deve e non può bloccarla. A livello tecnico però c'è anche una questione prettamente appunto tecnica che ci ha raccontato al telefono da Roma il commissario regionale della Pedemontana, il vice avvocato dello Stato Marco Corsini, che dice non vedo al momento possibilità di stop ai lavori. Sentiamo. Dopo le precisazioni del ministro Toninelli, in Veneto, specie tra le categorie economiche, c'è la preoccupazione che la Pedemontana resti incompiuta. È una preoccupazione fondata? Non credo proprio, nel senso che salve le prerogative del Parlamento ovviamente, ma diciamo il Ministero non è, come ho detto più volte, non è più né concedente né committente né regolatore di quest'opera, l'opera è e rimane regionale. Marco Corsini, commissario regionale per la superstrada Pedemontana Veneta e vice avvocato dello Stato, risponde così ai timori del mondo imprenditoriale veneto dopo le precisazioni del ministro alle infrastrutture. Al momento non c'è alcuna legge dello Stato che possa fermare i cantieri della Pedemontana.
salve come sempre detto le prerogative del Parlamento, che però ha dei precisi vincoli anche di costituzionalità, quindi a oggi non vedo veramente in pericolo la concessione, che peraltro sta andando avanti bene, i lavori proseguono, io non riesco a capire qual è l'interesse di continuare a mettere in discussione l'infrastruttura, dopo tanto tempo che è rimasta bloccata. Ecco. Questo, prosegue Corsini, anche se non c'è l'avallo del Ministero. Il Ministro dice di non aver dato mai l'avallo dell'opera, ma in realtà non lo deve dare il Ministro l'avallo dell'opera. L'opera è stata prevista da una legge addirittura risalente ed è nella competenza di un soggetto che ha una sua autonomia e una sua signoria, che è la Regione. Quindi il Ministro capisco che non ha mai dato l'avallo all'opera, ma neanche lo deve dare, e non lo deve dare più. La cronaca del Trevigiano con un grave incidente di caccia avvenuto ieri, un 58enne che è stato centrato all'occhio da un pallino mentre passeggiava senza che il cacciatore che ha esploso il colpo si fermasse a soccorrerlo. Raggiunto all'occhio da un pallino da caccia mentre passeggiava con il cane in campagna, con il responsabile che si è ben guardato dal soccorrere la vittima, afferrato il fagiano contro cui aveva esploso il colpo, si è defilato. A rimanere ferito un artigiano orafo di 58 anni di Mareno di Piave, Carlo Giubilato, con attività a Conegliano, è conosciuto anche a Orsago perché canta nel coro Code di Bosco. Solo per pochi millimetri il pallino non gli ha provocato lesioni permanenti alla vista o peggio. L'artigiano è immediatamente andato in pronto soccorso dove i medici gli hanno annunciato che dovrà essere operato. Giubilato si è dovuto recare anche oggi in ospedale mentre i carabinieri indagano per cercare di risalire al responsabile del ferimento avvenuto ieri mattina in zona San Fris tra Mareno e San Vendemiano. Il 58enne passeggiava lungo la stradina, non nei campi. Il tempo di sentire il colpo di fucile all'occhio destro ha iniziato ad avvertire un dolore fortissimo. Malgrado le sue grida, il cacciatore non si è fermato ad aiutarlo. Sempre in giornata il 58enne sporgerà formale denuncia contro ignoti. Mestre Marghera, ora dove torna a preoccupare il fenomeno dello spaccio di eroina, ma dal Comune l'invito è a non scatenare il panico perché, dice la Giunta, la lotta alla droga sta funzionando. Dopo mesi di quiete sul fronte dello spaccio è tornata a allungarsi su Mestre l'ombra della temuta eroina gialla, già causa di 16 morti per overdose nella terraferma veneziana. 2 i decessi sospetti negli ultimi giorni, un 50enne mestrino e una 16enne di Udine la cui dose letale di droga proveniva proprio da Mestre. Ci sono gli inquirenti che se ne stanno occupando, capiremo esattamente di quello che si tratta e continueremo indubbiamente anche a proseguire nell'attività di contrasto. Dopo la scomparsa dell'organizzazione di nigeriani che controllava il mercato dai covi di via Piave e via Monte San Michele, lo spaccio di eroina si è frammentato tra tanti piccoli gruppi attivi nelle zone a cavallo tra Mestre e Marghera. Tra i più attivi tunisini e marocchini, ma negli ultimi tempi sono tornati anche gli albanesi, per anni rimasti fuori dalla vendita al dettaglio. La terraferma veneziana resta il principale centro di smistamento di eroina per tutta la regione. È un fenomeno che è stato affrontato in questi ultimi anni anche in maniera molto forte. Ricordo il blitz dell'11 luglio che è avvenuto proprio in via Trento, via Monte San Michele, che ha messo la parola fine, diciamo, a un sistema organizzato di mafia detta nigeriana appunto, ma che non conclude quelle che sono le attività di polizia in materia di contrasto allo spaccio di stupefacente. Dalla giunta comunale invitano però a non diffondere il panico prestando ascolto a voci incontrollate. Non sempre le morti per droga significano che il fenomeno dello spaccio è fuori controllo. Tristemente all'origine dei decessi vi sono spesso le abitudini dei consumatori più accaniti. È un fenomeno che certamente va ancora lavorato e sul quale noi non molliamo assolutamente, però va anche detto che insomma, non vanno fatti passare quei messaggi che creano allarmismo e non raccontano esattamente quella che è la verità. Domani alle 10:30 nella cappella del Centro Geremia, la sede del Petrarca Rugby, l'ultimo addio a Alessandro Lillo Battistini, rugbista padovano, storico stella del Petrarca, che è morto sabato a 52 anni, colpito da un'aggressiva e velocissima forma di SLA, soltanto qualche mese fa, proprio ai nostri microfoni, una delle ultime interviste. Alessandro Battistini non ce l'ha fatta. L'ex giocatore del Petrarca, allenatore delle giovanili dei Neri Padovani e del Valsugana, colpito da una forma aggressiva di SLA, è morto all'età di 52 anni.
Battistin era stato al centro di una catena di solidarietà tra ex colleghi, giocatori e associazioni legate al rugby che lo hanno accompagnato in questa difficile battaglia. Una solidarietà che non era mai venuta meno per aiutarlo ad affrontare una malattia terribile, come aveva raccontato lui stesso a Mirella Tuzzato nel marzo di quest'anno. Questa forse ancora di più è una malattia per diciamo persone fortunate nel senso o di avere come ho io un grosso gruppo di amici che mi supportano, o fortunate sul punto di vista economico, che quindi riescono a gestire malati come me. Nel corso della malattia Lillo, come tutti lo chiamavano, ha sempre potuto contare, oltre che sulla sua famiglia, i genitori, la moglie Michela, la figlia Giulia, sulla solidarietà del mondo del rugby veneto. Appena pochi giorni fa a Treviso era stata lanciata una nuova iniziativa con l'obiettivo di raccogliere fondi per le terapie e riadattare casa secondo le sue nuove esigenze. L'annuncio della scomparsa di Alessandro Battistin è stato dato anche allo stadio Battaglini, dove era in corso la partita Rovigo-Petrarca. Grazie a tutti quelli che mi supportano. È un diciamo un abbraccio che non posso fare realmente, ma solo mediaticamente a tutte le persone che si sono impegnati moltissimo per aiutare me e la mia famiglia. Domani dunque alle 10:30 l'ultimo addio, l'ultimo saluto a un campione. Adesso la Guardia di Finanza che a Bassano ha dato un'esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza per una somma superiore ai 50.000 euro, depositata su un conto corrente bancario intestato a una società di commercio all'ingrosso di Rottami. Dopo la verifica fiscale, un imprenditore di Tezze sul Brenta di 38 anni, amministratore della società assieme ad altri colleghi, è stato denunciato per aver inserito in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale, la prima edizione. Parliamo adesso dei dentisti. C'è stato qualche giorno fa a Treviso un convegno, un appuntamento dell'ANDI, l'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, che ha lanciato anche sul territorio un allarme che riguarda i dati sul ricambio generazionale della categoria, con storici studi prossimi alla chiusura e nessun ricambio, mentre i giovani che entrano con difficoltà nel mondo del lavoro ed entrano in un ingranaggio particolare. Sentiamo. Molti giovani ma preoccupati per il futuro sono quelli dei giovani dentisti che faticano a trovare uno studio che li prenda e soprattutto un professionista che li affianchi nella crescita professionale. Per questo oggi si sono ritrovati nella sede dell'Ordine dei Medici al Cafoncello, confrontando le proprie esperienze con l'obiettivo di trovare anche delle soluzioni. Negli ultimi anni la professione odontoiatrica è radicalmente cambiata e se una volta per un dentista era quasi scontato aprire uno studio, al giorno d'oggi per un giovane non è così scontato. Ci vogliono degli investimenti molto grandi e una burocrazia molto complessa, per cui va a finire che molti giovani tendono a continuare a lavorare in consulenza e non aprire uno studio. Che significa in molti casi lavorare all'interno di grandi catene odontoiatriche, in alcune situazioni con tempi frenetici a discapito della qualità del servizio e talvolta anche con retribuzioni a 7 euro l'ora. Per questo l'Associazione dei Dentisti sta cercando di dare una risposta, da un lato alle chiusure di realtà storiche nel campo dentistico derivate dall'anzianità di servizio del titolare, ma anche da spese fisse non più sostenibili col continuo calo di pazienti causato dalla crisi, e dall'altra di dare una prospettiva diversa e sostenibile alle nuove generazioni che pensano di passare la vita tra trapani e otturazioni. L'età avanza e noi sappiamo che molti di noi hanno ormai raggiunto i 67 anni di età e quindi dovranno organizzarsi per trovare qualcuno che porti avanti il lavoro di una vita. Andi ha pensato e sta realizzando ormai da qualche tempo un contratto che consenta a questi giovani odontoiatri di inserirsi all'interno di studi già esistenti, quindi con grande esperienza, in modo dignitoso. Torniamo a Mestre adesso per parlare del M9, il museo i cui curatori assicurano che sarà diverso da tutti gli altri. Difficile dire se la promessa basterà
a suscitare la curiosità di mestrini e turisti per le sale multimediali, il cui allestimento è da poco terminato. Dopo anni di annunci e un cantiere infinito nel centro di Mestre, aprirà il 1° dicembre l'M9, il museo dedicato al Novecento che per la prima volta in Italia farà ampio uso di realtà virtuale e nuove tecnologie per raccontare ai visitatori la storia del secolo scorso. È un secolo in cui la popolazione italiana ha raggiunto finalmente dei livelli, degli standard di vita altissimi, un livello di benessere molto buono, anzi non buonissimo, ma è anche, come tutti sappiamo, il secolo delle 2 guerre mondiali, della guerra civile italiana, del fascismo, quindi noi cerchiamo di raccontare il secolo dentro questo museo multimediale tenendo presente molti punti di vista, non vogliamo mai dare un'impostazione unica, una lettura unica che sia da un punto di vista solo. Il museo proverà a intercettare parte del cospicuo flusso di turisti che pernottano in terraferma per offrire loro qualcosa di diverso dall'esperienza veneziana e legato specificamente alla vita di Mestre e Marghera, grandi protagoniste degli ultimi 100 anni. Mestre è la città del Novecento, è la città che nel Novecento è cresciuta, è la città che del Novecento ha vissuto le crisi, quindi è il posto giusto. Ancora turismo e torniamo a parlare delle colline del Prosecco che sperano di entrare entro l'anno nella lista delle località protette dall'UNESCO. Nell'attesa il presidente del Veneto ha esortato imprenditori ma anche semplici cittadini a non trovarsi impreparati di fronte a questo evento. La Regione rilancia la candidatura delle colline del Prosecco a patrimonio UNESCO. UNESCO? A che punto siamo? Beh, noi siamo a un punto, nel senso che stiamo seguendo la pratica, stiamo facendo degli aggiustamenti, stanno lavorando alacremente, come si dice, i nostri tecnici, ci sono rapporti costanti, direi quasi quotidiani con ICOMOS e questo ci fa ben sperare. Il nostro obiettivo è quello di andare ad Astana in Kazakistan e portare a casa ovviamente il riconoscimento UNESCO. Una possibilità più che concreta, secondo il presidente Zaia, giovedì scorso a Valdobbiadene. E proprio parlando alla platea di cittadini e imprenditori li ha quasi provocati, sferzandoli perché non si trovino impreparati a questo appuntamento. Arriverà l'UNESCO, poi non venitemi a dire tra qualche anno se ci sarò, non venitemi a dire ma se lo sapevo, vuol dire che adesso dovete cominciare a investire, restaurare anche la sola camera che avete, cominciare a capire cos'è Airbnb, cominciare a capire che cos'è tutto il business del turismo, gli operatori, i motori di ricerca, perché quando arriverà questo riconoscimento, io spero che arrivi quest'anno, quando arriverà il mondo intero avrà un riflettore puntato sulle colline del Prosecco e tutti diranno beh andiamo a vederle e se non trovano ospitalità diranno sì è vero ma è impossibile andarci e non venite sempre a dire poi che è colpa del pubblico. Che almeno a Valdobbiadene qualcosa l'abbiano già compreso lo dimostrano le richieste arrivate in municipio. Noi abbiamo avuto la fortuna tra il 2015, 16 e 17 di avere un più 16, più 17% di presenze turistiche ogni anno e i valdobbiadenesi si stanno muovendo. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto una crescita di ricettività turistico-alberghiera. Noi abbiamo un movimento di pratiche edilizie che è paragonabile ai comuni di Trevigiano che hanno quasi 40.000 abitanti. Abbiamo un grande movimento di recupero degli edifici e di questo devo esserne orgoglioso, fiero. Ringrazio i valdobbiadenesi che non chiedono di costruire il nuovo ma vogliono recuperare le borgate, le case in pietra. Il viaggio di Lucio Zanato nella memoria della Grande Guerra, la scoperta di un elmetto davvero particolare. Questo è un elmetto Adria, modello 15 in 4 pezzi, di prima fornitura ricevuta dal Regio Esercito Italiano dalla Francia. Ecco, questo elmetto era di colore blu horizon, era in blu horizon e veniva verniciato di bianco perché era stato dato in dotazione alle truppe alpine combattenti nei ghiacciai. Ecco l'elmetto della neve, simbolo della guerra sulle vette. Adesso lo racconta non solo le azioni tra i ghiacciai, ma la vita quotidiana sulle trincee, a quote vertiginose e a temperature impossibili. Racconta quei volti segnati dal gelo, dalla fame e dalla sporcizia, di settimane nei camminamenti in attesa di un nemico che molte volte era il colpo di un cecchino che perforava questa sottile lamiera. E anche l'immagine di un'Italia regia che entrava in guerra senza nemmeno gli elmetti, acquistati di colore azzurro e con un fregio repubblicano dalla Francia, e poi ritinti di bianco.
e questo serviva per mimetizzare e non far vedere da lontano dagli osservatori austriaci i vari militari che operavano nelle trincee o che camminavano nel ghiacciaio per vari spostamenti logistici. Ecco. È un simbolo rarissimo, trovato una decina di anni fa, quando il ghiacciaio ha iniziato a ritirarsi, diventato uno dei tanti oggetti di una vita di passione nata lungo il Piave. Abitavo proprio lungo la prima linea del fronte della guerra del 15-18 e raccontandomi queste storie di papà mi avvicinavo alla storia, alla passione di queste cose, e girando per le varie trincee cominciavo a recuperare qualche cartuccia, qualche pezzo di baionetta, qualche elmetto, e così è nata la passione. E la raccolta anno dopo anno, pezzo dopo pezzo, è diventata il Museo degli Alpini di Pederoba, visitabile semplicemente con una telefonata al capogruppo o in comune. Una raccolta per capire, ma soprattutto per non dimenticare, quei nostri nonni che tra il Piave e il Grappa hanno difeso col sangue la nostra terra, creando quella coscienza di nazione che il Risorgimento non era riuscito ad accendere. Queste cose le dobbiamo ricordare e farle presenti ai ragazzi, che non si dimenticano, perché chi non ricorda va a finire che purtroppo va a fare gli sbagli commessi di una volta. Velocissimamente lo sport, il basket con Venezia e Treviso che sorridono ancora dopo l'esordio per entrambi vittorioso della settimana scorsa, seconda giornata ieri e doppia vittoria in trasferta sia per la Reyer che per la De Longhi Treviso Basket. La Reyer Venezia ha piegato 69-97 Pistoia sul campo appunto di Pistoia e vediamo nelle immagini la De Longhi Treviso Basket ha battuto 79-92 la neopromossa Piacenza. Adesso domenica prossima ci sarà già scontro al vertice con l'eterna rivale Fortitudo Bologna. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione a partire da ore 13. Fra pochissimo, tema sempre caldissimo, crack banche venete, chi sarà veramente risarcito? Ne parliamo in studio con Silvia Covolo, deputato della Lega, Walter Rigobon, presidente Adiconsum Veneto e Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Ezzelino III da Onara Giustizia Risparmiatori. Poi questa sera, 20:10, ospite di Ferdinando Navarino è Elisa De Berti, assessore regionale infrastrutture e lavori pubblici, quindi pedemontana sotto i riflettori, e poi alle 21:15, come sempre, ogni lunedì, il ritorno di Ring, il nostro talk show del lunedì, titolo emblematico, Giù le mani dal Veneto, la rivolta per difendere la pedemontana. Le tensioni sul DEF che oggi dovrebbe avere una forma definitiva, al centro del dibattito anche la bozza di autonomia ormai in fase avanzatissima. Ospiti di Ferdinando Navarino sono l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Roberto Ciambetti della Lega e l'imprenditore Giordano Riello. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà un inizio di settimana all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio di lunedì 15 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Sarà dunque una splendida giornata, caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, specie sui settori settentrionali e occidentali della regione. Temperature minime tra 10 e 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, situazione molto simile con tanto sole ovunque. Sarà infatti asciutto e stabile su tutte le province della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 12 e 14 gradi. Massime invece molto miti tra 21 e 24 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche in questo caso sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori meridionali della nostra regione. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 11 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 22 e 24 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.